18. Una buona serata, ben ritrovati nei nostri studi Focus TG, la cronaca che apre il nostro notiziario regionale con una tragedia avvenuta sulle strade del Veronese. 3 sono le vittime, tra cui anche una ragazzina. 2 sorelle di 15 e 20 anni e il fidanzato 23enne di quest'ultima. Estrarre i loro corpi da ciò che rimaneva della Fiat Multipla è stato uno strazio anche per gente abituata a tragedie come questa. 2 mezzi dei vigili del fuoco, 7 uomini al lavoro con cesoie e divaricatori idraulici lungo via Giovanni XXIII a Pilastro, località di Bonavigo, nella Bassa Veronese. Lo schianto e il boato poco dopo le 13 per un dramma che distrugge 2 famiglie in un istante. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato lo sbandamento dell'auto con a bordo i 3 giovani, tutti di Ronco all'Adige. Da una primissima ricostruzione della polizia locale sembra che la vettura provenisse da Minerbe in direzione Albaredo quando subito dopo una curva è uscita dalla carreggiata schiantandosi contro un albero e la recinzione di una ditta. Un rumore simile a un'esplosione ha riecheggiato in tutta la zona, la vettura accartocciata e dentro i corpi delle sorelle e del ragazzo. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni dei vigili del fuoco e i rilievi. Poi la notizia data alle famiglie e l'ennesimo terribile lutto lungo le strade. Adesso una storia incredibile che è accaduta a Candiana, nella Bassa Padovana. Doveva fermarsi appena 5 minuti, giusto il tempo di prelevare dal campetto sportivo l'amico del figlioletto, ma in 5 minuti è successo l'impossibile. 3 ladri sono entrati nell'auto che aveva parcheggiato, le chiavi inserite, il motore acceso e all'interno il figlio di 8 anni che lo stava aspettando. Nelle immagini riprese da un testimone oculare diffuse su Facebook vengono immortalati gli istanti del pomeriggio di paura vissuto da un papà di Candiana. Questo è il momento in cui 3 rom, che hanno appena tentato di rubare l'auto con il figlio a bordo, sono stati fermati dai carabinieri. Poco prima la banda di ladri si era messa al volante senza accorgersi che nel sedile posteriore c'era un bambino annichilito dalla paura. La scena è avvenuta sotto gli occhi del papà che non ha esitato un secondo e si è aggrappato alla portiera della sua Peugeot mentre i ladri tentavano la fuga rocambolesca. Il 42enne è stato trascinato per un centinaio di metri fino a quando il ladro a bordo dell'auto rubata si è scontrata con quella del complice e così 3 banditi hanno tentato di scappare a piedi mentre sul posto arrivavano i carabinieri. La loro fuga è durata pochi minuti. 3 sono stati arrestati. Si tratta di 3 giovanissimi rom, i fratelli Lander e Weiner Cari di Vighizzolo d'Este, hanno 23 e 19 anni, e un parente, Kim Cari di 26 anni, che vive a Salgareda nel Trevigiano. Il 23enne Lander Cari, che guidava l'auto rubata con il bambino a bordo, aveva un tasso alcolemico di 2,32, quasi 4 volte sopra il limite di legge. Anche il complice alla guida dell'altra auto è risultato positivo all'alcol test. Dopo alcuni momenti concitati, ai carabinieri che li hanno arrestati e portati subito al carcere Due Palazzi di Padova hanno detto che volevano solo rubare la macchina e che non si erano accorti che nel sedile posteriore c'era un bambino. Sono accusati di furto e resistenza. Il piccolo di 8 anni sta bene, ma in via precauzionale è stato portato in ospedale visto il gran spavento. Medicato in pronto soccorso, anche il papà ha trascinato per metri e ha riportato alcune escoriazioni alla gamba. Ed è stato arrestato l'uomo che a fine settembre in pieno centro a Padova aveva aggredito, picchiato selvaggiamente e derubato un'anziana. Il 30 settembre aggredì la sua vittima alle spalle mentre scendeva le scale del garage sotterraneo della Torre Giotto nell'omonima via del centro. Alla signora, una 74enne, aveva dato un pugno in viso e con forza le aveva strappato dal collo una collana d'oro di maglia grossa. Eccolo nelle immagini della videosorveglianza entrare e uscire dal garage. La signora finì in ospedale, sul tavolo operatorio, poteva morire. C'è stata la frattura della vertebra cervicale. Sappiamo che dentro le vertebre passa il midollo e un'interruzione del midollo avrebbe potuto comportare la paralisi, poi l'arresto cardiaco, cioè, poteva essere veramente qualcosa di tragico. Dopo il riuscito intervento la 74enne ricevette una prognosi superiore ai 30 giorni e la posizione di un halo vest, un sistema di ritenzione esterno, una specie di gabbia che serve a riallineare la colonna vertebrale. Un calvario, insomma. La polizia non ha mai smesso di indagare e analizzando bene i filmati ha scoperto che l'aggressore indossava un braccialetto rosso e un anello nella mano sinistra.
Ce l'aveva anche nelle immagini del 30 settembre. Incrociando questo dato con le foto segnaletiche della Polfer, è stato possibile arrivare all'arresto del 38enne tunisino Nizar Chourabi, irregolare con precedenti senza fissa dimora, arrestato venerdì per rapina violenta e lesioni personali violente proprio in zona stazione. La famiglia ha avuto soddisfazione quando abbiamo comunicato che eravamo riusciti a trovarlo e arrestarlo. È stata veramente emozionata, ha commosso molto anche me, la figlia a cui ho comunicato l'arresto, ha commosso anche me ed è il regalo che noi vogliamo fare all'anziana. L'arrestato era irregolare in Italia. Il 2 luglio aveva ricevuto dal prefetto di Padova l'ordine di espulsione per 5 anni. Non si hanno più notizie da ieri notte di Sergio Marzocchi, che lavora al locale Il Chiosco di Padova, dal quale si è allontanato a bordo di una Fiat blu ultima serie. L'uomo, occhi azzurri e molti tatuaggi, indossava un giubbotto di pelle, un maglione blu, jeans e scarpe sportive bianche. Al cellulare staccato i familiari non hanno più sue notizie. Chi lo vedesse è pregato di contattare le forze dell'ordine. Adesso ci separiamo per qualche istante e poi torniamo a occuparci dei danni a Pellestrina a causa dell'acqua alta. E rieccoci in diretta, andiamo subito a Venezia, a Pellestrina. Ricordiamo che è un'area che è stata letteralmente messa in ginocchio dalla scorsa acqua alta. Adesso è partita anche la richiesta del risarcimento danni. A Pellestrina è iniziata la corsa dei residenti per ottenere i rimborsi promessi dal Premier Conte e stanziati dal governo nei giorni dell'emergenza. Secondo i cittadini, però, molti aspetti sono ancora da chiarire. Vorrei porre alcune domande al Comune di Venezia. Perché fate pagare una marca da bollo da 16 euro per fare le domande di riscossione dei danni subiti? Delusione poi perché nelle richieste di rimborso non sono inserite le auto, moltissime quelle danneggiate a Pellestrina, motorini e barche, ma anche credenze, divani e poltrone dentro le case non possono essere inseriti nell'elenco. Questo dipende non da scelte delle amministrazioni locali, ma dal regolamento nazionale di protezione civile. Vorrei sapere se verrà fatto un sopralluogo da un perito nelle nostre case. Questo anche per sapere dei danni subiti. Poi vogliamo sapere anche un'altra cosa. La domanda può essere successivamente integrata sulla perizia che verrà fatto poi dall'addetto. Chiarimenti ritenuti fondamentali anche dal presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Deni Carella, mentre il delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta, non vuole parlare su questo tema, limitandosi a riferire di aver invitato il sindaco Brugnaro a venire ancora in isola in sopralluogo. E quanto tempo ci vorrà poi per riscuotere il dovuto? In centinaia hanno sfilato questa mattina al Parco San Giuliano a Mestre per proteggere e salvare il polmone verde della città. Il parco è di tutti. Quindi il parco va restituito ai cittadini per le finalità per le quali è stato progettato e realizzato. Vi ricordo che è stato votato all'unanimità, cioè questa città non ha dubbi su che cosa si deve fare qua. Centinaia di persone hanno sfilato per il Parco San Giuliano formando un lungo serpentone dietro lo striscione Giù le mani dal parco. La camminata di protesta, come è stata ribattezzata dagli organizzatori, ha nel mirino i progetti futuri cui sarebbe destinata una parte di questo spazio verde. Il comune pensa di insediare stabilmente una zona di interporto, quindi trasporto merci su gomma, scambio acqueo su via San Giuliano. Questo è inconcepibile, non è previsto dalla normativa, quindi viola la normativa che prevede per questo parco invece un verde attrezzato. Da parte comunale si parla invece di un complesso programma di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'area occupata dalle imprese di San Giuliano, di ammodernamento e ampliamento delle strutture del cosiddetto polo nautico, di miglioramento di alcune specifiche aree del parco come la zona concerti e il canile e della creazione di una pista ciclopedonale fra la via San Giuliano e il Ponte della Libertà.
Da parte dell'opposizione in Consiglio Comunale invece si ribatte ribadendo una richiesta di chiarezza che finora sostengono non è arrivata. Abbiamo fatto una serie di interrogazioni in questi anni, a partire dai lavori malfatti di quest'estate. Dobbiamo ancora ricevere una risposta dopo che sono stata sequestrata un'area, dopo che ci sono state varie proteste e segnalazioni anche agli organi competenti da parte di più associazioni. La situazione appunto è quella che si vede qui alle spalle, quindi ancora la presenza di questi cassoni abbandonati e non sappiamo ancora quando finirà effettivamente il cantiere, quando saranno effettivamente verificate le condizioni che erano state segnalate dai carabinieri forestali, e su questo appunto chiediamo ancora una risposta. Ci spostiamo, andiamo nella Marca perché non smette di far discutere lo stop al master plan per l'ampliamento dell'aeroporto di Treviso. Intanto i comitati di cittadini scendono nuovamente in piazza. Sono loro, è stato Zaia assieme al sindaco Conte ad aprire di nuovo la procedura a marzo, richiedendo che non ci siano voli su Treviso. Quando c'è stato questo noi non abbiamo fatto altro che inserirci. Abbiamo richiesto quello che manca, quello che il Comune di Treviso e tutte le altre autorità non hanno mai fatto, la valutazione di impatto sanitario. Master plan bloccato, la battaglia sull'aeroporto di Treviso è ben distante dall'essere conclusa e dopo le polemiche roventi dei giorni scorsi lo scontro è diventato nuovamente politico tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il comitato intanto torna all'attacco, puntando il dito contro Comune e Regione. È una cosa insostenibile. Noi dobbiamo difendere la salute e la qualità della vita di migliaia di cittadini, cosa che dovrebbero fare i sindaci e cosa che non stanno facendo. Nessun accanimento, avvertono. La procedura aperta dal Ministero è legittima, ribadisce il senatore Gianni Girotto. L'azienda Save è un'azienda che, come le 4.400.000 altre imprese italiane, devono rispettare la legge. Semplicemente vogliamo lo sviluppo, ma lo sviluppo non può passare sopra la salute dei cittadini. Tutto è stato rimandato all'esame della nuova commissione per la VIA. Il Ministero dell'Ambiente ha giudicato i rilievi, le osservazioni che sono state trasmesse dal comitato dei cittadini, le ha giudicate meritevoli di approfondimento, cioè fondate. I comitati sono preoccupati per le gravi conseguenze sulla salute derivate dall'attività aeroportuale. Per loro i quartieri soffrono a causa del rumore, dell'inquinamento e dei rischi che gravano in caso di eventuali incidenti. Ma non solo, da anni l'aeroporto Canova ha raggiunto il suo massimo di passeggeri, ignorando da oltre un decennio vincoli, prescrizioni, leggi, senza che fosse ripreso dalle autorità di controllo. Dal 2007 a oggi il gestore non ha fatto altro che incrementare la sua attività senza aver mai speso un soldo, un euro per le opere di mitigazione. Quest'anno addirittura, dai consuntivi che stiamo riscontrando, supereranno i 24.500 movimenti anno. Ma allora le regole per chi valgono? C'è qualche minuto di pausa e poi rientriamo e ci occupiamo della tumulazione dei 5 fanti caduti nella prima guerra mondiale che erano stati seppelliti nella chiesa di Breda di Piave.